Assessore Pan, per cercare di risolvere a lungo raggio e definitivamente il problema siccità dei consorzi di bonifica, un piano che costerebbe dai 3 ai 4 miliardi di euro. Che cosa può fare la Regione? Guardi, noi il piano irriguo nazionale prevede adesso 300 milioni che vengono distribuiti in tutta Italia e quindi sicuramente mettiamo a posto le emergenze magari di qualche sponda, di qualche fiume, di qualche lago oppure qualche emergenza idrica per l'irrigazione. È chiaro qui che ci vorrebbero un massiccio investimento da parte di tutti, dall'Europa, dallo Stato, dalle regioni. Noi quello che mettiamo per le bonifiche insieme ai collega Bottacci è quello comunque tutta una serie di milioni che vengono soprattutto a mettere in sicurezza i nostri fiumi. In questo caso invece di sicurezza abbiamo una mancanza d'acqua che quest'anno, tra l'altro è un trend che sta andando avanti da più di 10 anni, sempre più in diminuzione, quindi dobbiamo assicurare, oltre all'acqua potabile per la popolazione, subito dopo deve venire l'acqua per l'irriguo e per le nostre campagne, per dare all'agricoltura una sicurezza in questo momento dove ci sono le semine in corso. Parlando appunto anche di ristrutturazione un po' a lungo raggio, per cercare anche di risolvere il problema agricolo, lei prima accennava anche all'Europa. Ecco, si può aprire un fronte, un varco per chiedere finanziamenti, fondi europei attraverso il governo? Come vi state muovendo su questo argomento? Assolutamente sì, anche perché sui tavoli di Roma, dove io vado nella commissione agricola, lo poniamo, l'abbiamo posto, chiedendo al governo comunque di attivarsi. Adesso c'è il piano Juncker in cui in Europa ci sono tanti miliardi a disposizione, di far sì che una parte di questi soldi arrivino sui nostri territori oltre appunto a sistemare i problemi irrigui, ma anche per la sicurezza idrogeologica del nostro territorio. Su questo fronte ci sono buone notizie, buone speranze oppure no? Guardi, è una partita che si gioca a Bruxelles, che si gioca a Roma. Noi, se ci danno i finanziamenti, abbiamo progetti insieme ai consorzi di bonifica e ai nostri tecnici per lavorare in Veneto nei prossimi decenni, e anche per dare a lavorare ai nostri imprenditori e ai nostri artigiani che dietro questi progetti possono avere anche un'economia.